Hi, good morning. Morning. How are This is you my today? ID and annual pass. Where are you from? Italy. Italy. That's right. Yeah, we already have the map. Okay. You have a Okay. good day. Have a nice day. Bye. Bye. Quarto giorno a Yellowstone. Buongiorno di nuovo. Allora, dopo aver visto la zona di Mammoth Hot Spring, Molto interessante. ora ci apprestiamo a fare un trail sotto al sole, quindi mi auguro che Certo. la nuvoletta mica faccia effetto. Siamo al Norris Geyser Basin, praticamente tutta una passeggiata su passerelle che faremo torno. Torno.
E dopo un piacevolissimo incontro con un americano nato a Napoli, siamo praticamente, il cielo era nero, si era chiuso tutto, anzi si era messo anche un po' più originale e avevamo trovato, diciamo, rifugio in un visitor center. Dopo un'oretta e mezza si è aperto il cielo. Allora ho detto vicino a Andrea, siamo vicino al Grand Canyon di Yellowstone, dobbiamo tornare perché ci mancava un percorso e quindi dobbiamo assolutamente andare. Ed eccoci qua. una gran fortuna. E quindi siamo a vedere le Lowell, sì, le basse, sì, le Lower Falls. Good morning America. Pronti a ripartire? Buongiorno. Direzione Grand Teton. Edizione straordinaria, il giornale del giorno. Abbiamo fatto un pranzo con vista oggi. E che vista? Abbiamo avuto un po' di problema ad arrivare, traffico nello Yellowstone, poi abbiamo sbagliato strada, però è stata una deviazione solo di 5 miglia e quindi alla fine siamo arrivati. Il sole ci ha abbandonati, però è bello lo Non ci stesso. lamentiamo perché davanti a noi abbiamo un bellissimo paesaggio. Eccolo qua. Ecco, non è male direi. Non è affatto male per una pausa pranzo. Pausa pranzo nel Grand Teton National Park. Prossima tappa Jenny Lake. e allora andiamo. Andiamo.
Ecco, lasciato il Grand Teton, siamo arrivati a Jackson, sempre nel Wyoming. altra cittadina molto molto tipica e molto cara, abbiamo notato. La chiamano la Cortina d'America e vedremo, in base all'albergo sì, questa cosa è reale, poi vediamo anche per la cena di stasera.